e parliamo adesso delle case deprezzate al quartiere Tamburi. Arrivano gli indennizi pagati dallo Stato. Oggi le prime pagine dei giornali sono dedicate tutte a questo. Ne parliamo con l'avvocato Massimo Moretti, che ha seguito queste vicende, questi proprietari di casa. Buongiorno, ben trovato. Buongiorno Marina, buongiorno a te e a tutti i radioascoltatori, buongiorno. Dunque, è arrivato un po' in attesa oppure no questo risarcimento, insomma, prima di Natale, qualche giorno prima di Natale? No, era un risarcimento che ci aspettavamo entro il 2023. Okay, diciamo che appropinquandosi il Natale incominciavamo ad avere qualche dubbio, perché ovviamente si sa che negli ultimi giorni dell'anno è tutto più difficile, però devo dire hanno fatto anche degli sforzi notevoli sia al Ministero che alla procedura di Ilva SpA, che era poi il soggetto che materialmente doveva disporre i bonifici, e sono riusciti a farli prima di Natale. Il 22 e il 23 dicembre hanno finalmente fatto questi bonifici e noi abbiamo avuto notizia proprio dalle telefonate che sono cominciate ad arrivare in studio. Quante famiglie hanno ricevuto l'indennizzo? Guarda, in questa prima tranche, cioè tutti quelli che si sono attivati precedentemente e che quindi avevano diritto di ottenere questo indennizzo entro il 2023, siamo intorno alle 230-240 famiglie. E ovviamente tanti altri hanno già fatto le istanze, però le prossime andranno a valere sui fondi dell'anno 2024 e poi ci saranno anche, sono già stanziati dei fondi per il 2025. Quindi di che cifre parliamo? Ma guarda, le cifre variano perché ovviamente i criteri per la liquidazione di questo danno sono disparati. Comunque si va da un minimo di 5-8 mila euro a famiglia fino a un massimo, in casi particolari, di 30 mila euro, che comunque è il limite massimo al quale si può accedere. Resta insomma per queste persone la difficoltà oggettiva di pensarsi lontano dal quartiere, anche volendo. Sì, ma d'altronde bisogna capire che sradicarsi da un luogo dove si è vissuti da sempre non è facile. Tra l'altro è un quartiere popoloso con le sue tradizioni. Io onestamente quelli che parlano di sradicarlo l'abbiamo già visto con la Città Vecchia ai tempi di Vico Reale, insomma, e poi come è andata a finire, nel senso che c'è stato questo spopolamento. Non mi sembra un'idea particolarmente brillante. Bisognerebbe pretendere ed è finalmente ottenere che la produzione di questi impianti industriali, laddove dovesse continuare, perché sappiamo anche che le difficoltà che ci sono, sia fatta finalmente senza alcun pregiudizio per la salute dei cittadini, dei lavoratori e per l'ambiente. È una cosa che si può fare, bisogna soltanto metterci delle risorse, e questo è il problema che abbiamo in questo momento.